Precetto natalizio interforze questa mattina presso la concattedrale di Villaseta. Alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Don Alessandro Damiano, hanno partecipato gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e ai corpi dello Stato della provincia. Presenti il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, unitamente anche alle associazioni dei militari in concedo. Il pastore della Chiesa agrigentina nella sua omelia ha ringraziato tutte le forze armate e le forze di polizia per l'impegno quotidiano a tutela della popolazione. È un momento di riflessione, ha detto, una lettura del Natale e della scelta di Dio di essere solidale con l'umanità, e gli uomini e le donne in divisa interpretano con il loro servizio questa solidarietà. Al termine della concelebrazione, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, a nome di tutti ha ringraziato l'arcivescovo per le sue parole e la sua vicinanza, quindi la tradizionale foto di gruppo nella scalinata della chiesa. È un appuntamento tradizionale questo di una celebrazione prenatalizia con tutte le rappresentanze delle forze armate che operano sul territorio. Abbiamo già fatto una celebrazione agli inizi di dicembre a Lampedusa con gli uomini e le donne che operano lì. Oggi la facciamo qui in questa chiesa di Villaseta con, ripeto, tutte le rappresentanze. È un momento di riflessione, una lettura del Natale, di questa scelta di Dio, scelta irrevocabile di essere solidale con l'umanità. E gli uomini e le donne delle forze armate interpretano anche con il loro servizio questa solidarietà con tutti gli uomini, con tutte le donne, con i cittadini, per i loro particolari servizi. Un messaggio particolare per questo Natale particolare? Ecco, che possa per tutti essere un Natale speranzoso. Sì, è un momento anche di condivisione dei sacrifici, dell'impegno di ogni giorno, ma anche un momento, come ho detto in tante occasioni, di speranza. Queste sono le persone che garantiscono la sicurezza del nostro territorio e che oggi si incontrano insieme in un momento di preghiera e io direi a questo punto anche di ringraziamento, questo lo dico a titolo personale, al Signore perché ci dia sempre la forza e il coraggio di andare avanti. Qual è allora il messaggio particolare per questo Natale che per tutti forse è un po' particolare? Il messaggio è quello di viverlo con la serenità di chi fa il proprio dovere correttamente e mettendo veramente al primo posto i valori veri della vita, che nel caso delle persone di cui stiamo parlando oggi sono il servizio allo Stato e alla comunità. Il precetto natalizio, un momento di incontro, di riflessione e di preghiera anche per gli uomini e le donne in divisa. Sì, è un momento in cui la comunità in uniforme di questa provincia si unisce tutta insieme per celebrare il Santo Natale e per ringraziare la nostra comunità con un auspicio particolare, quello di vedere un anno nuovo differente, molto più sereno, un anno di pace in cui noi continueremo ad offrire il nostro contributo per la sicurezza di tutti. C'è un messaggio particolare per questo Santo Natale? Auguriamo a tutti di stare vicini alle proprie famiglie, ai propri cari, ai propri affetti, a tutti coloro che possono festeggiarlo in serenità, ma anche a tutti coloro i quali in una difficoltà economica saranno costretti a chiedere aiuto. Noi ci siamo e siamo vicini. Ogni anno ci fermiamo per una sosta sana, dico io, e santa, quella che è la Santa Messa in preparazione a Santo Natale. Ci vede attorno all'altare, vede tante divise, uniformi, ecco, per fare famiglia, no? Quella famiglia che richiama la coesione, la pace, la serenità e l'armonia. I militari forse più degli altri hanno bisogno di una pausa di riflessione? Ecco, anche loro hanno bisogno di ricaricarsi.
perché questa ricarica significa attingere dall'unica e vera sorgente, no? Che è Cristo, che dà forza, coraggio e soprattutto li aiuta nello svolgere il proprio compito con spirito di abnegazione. C'è un messaggio particolare per questo Natale? È quello di pregare affinché ci sia pace, ma non solo nel mondo, ma anche in famiglia, perché a volte le guerre ce l'abbiamo in casa e poi andiamo a pregare per le guerre esterne. Bisogna pregare sia per le guerre esterne e anche per le guerre interne.